A soli 3 giorni dalle Final 8 di Coppa Italia si sfidano proprio due protagonisti della kermesse torinese. Reggio Emilia in casa della capolista Brescia. L'ottimo lavoro di Vitali, alla fine Achele dall'angolo. Weber. Dai e vai con Atkins, gli dà una pallaccia persa e recuperata da Brescia. Della Valle si arresta e tira da 3, dentro! Incredibile ormai Amedeo Della Valle. Miro Bilan decide di fare le cose sul serio, va a schiacciare. 17-2. Palleggia Creston, arriva il raddoppio, poi Vitali. Alla fine alzata clamorosa di Semagi Creston che manda Cobbins a schiacciare. Ancora Vitali ributta fuori per un'altra tripla e stavolta Atkins la manda a bersaglio. Petruccelli nell'angolo, Gabriel prende e spara, appena segnato, e figuriamoci. Aspetta il croato, partenza, scarico e Barnell affonda a due mani. Corre sui blocchi Smith, il blocco di Fay che riceve, lato debole, taglia Grant, niente da fare. Allora Smith, destro-sinistro, corto, Fay prende il rimbalzo, deve tirare, manca un secondo, col gancetto direi. Polpastrelli subumani per Bilan, mentre qui rimbalzo in attacco e riapertura di Galloway che trova Grant che aveva la tripla in canna. Della Valle lo cerca, no, passaggio skip, Creston fuori, benissimo Achele. Altra tripla, altro bersaglio. Lo show di Achele fa 53-25. Sì, dobbiamo continuare così, è un ottimo vantaggio, però se vogliamo continuare a crescere per la nostra stagione dobbiamo riapprocciare nello stesso modo il secondo tempo. Creston, non c'è nessuno che lo guarda, allora non sarà uno specialista, ma non può esimersi. Sesta tripla stagionale per Semagi Creston. Parte, taglia Uglietti, Chillo mette la palla per terra, resto molto ben fatto da Matteo Chillo. Eccolo lì che mette a posto i compagni. Cobbins nell'angolo. Alla fine la palla ce l'ha Gabriel, palleggio e tripla! Dopo essersi messo in ritmo, Kenny Gabriel ancora! Adesso sta diventando Gabriel il protagonista, con un'altra tripla dall'altro angolo. Smith temporeggia, Cobbins appena sbagliato, non vuole forzare, dentro da Fay. Si gira e schiaccia molto bene il senegalese sul tentativo un po' pigro di Barnell. Gabriel! Un mortaio infallibile, ne mette un'altra. Raro guizzo di Langston Galloway che mette la tripla. Ancora Gabriel! Lo show continua, Kenny Gabriel da lontanissimo. Finisce 86-63, la Germani Brescia vince la quinta partita consecutiva, rimane capolista anche prima delle Final 8. Yeah, I mean,
Today was about getting ready to go to the final eight. We just wanted to come out here and play hard for 40 minutes, and we did that. We did a great job today.